Dopo aver aspettato circa un mese, attendiamo delle risposte positive su questa vicenda che ormai sta turbando il sonno di diversi lavoratori e di diverse lavoratrici, lavoratori e delle famiglie del veneziano. L'appuntamento è alla sede della Confcommercio. Sul tavolo c'è il futuro dei 226 dipendenti diretti del Fondaco dei tedeschi. Dopo aver ascoltato le risposte dell'azienda alle richieste dei lavoratori, i rappresentanti sindacali terranno all'uscita una sorta di assemblea per illustrare la posizione che arriva da Hong Kong, sede di DFS, la società che ha in gestione i negozi del Fondaco, a sua volta controllata da LVMH, una multinazionale con sede a Parigi che controlla quasi i 2/3 del mercato della moda e del lusso a livello globale. Abbiamo chiesto eventualmente all'azienda cosa vuole fare negli indennizi economici, sulla ricollocazione, sulla formazione e per noi è fondamentale domani una risposta. Domani cercheremo di mettere al tavolo tutte le nostre forze, noi siamo in stato di agitazione e speriamo che questo non ne consegua con delle giornate diverse rispetto all'incontro di domani. La prospettiva, se le cose dovessero precipitare, è lo sciopero, già paventato nell'assemblea che dichiarò lo stato di agitazione il 19 dicembre. Ma oltre ai dipendenti diretti c'è la preoccupazione per il futuro degli oltre 120 lavoratori in appalto, il cosiddetto indotto, al momento esclusi dalle trattative, che portano a 350 le persone complessivamente coinvolte dalla chiusura del Fondaco. Tra i lavoratori indiretti più attivi in queste giornate ci sono gli addetti al magazzino di Quarto d'Altino. Per 2 volte hanno promosso un sit-in davanti al Fondaco e saranno presenti a manifestare anche davanti alla sede di Confcommercio.